11 punti a distanziare le due compagini in classifica dopo la sconfitta interna con il Roncofreddo. I Bellari Giamarina è atteso dal match in esterna sul campo del Victoria, penultimo della classe. La gara arbitrata da Bartolini nella sezione di Rimini non regala emozioni nella prima frazione di gioco. Nella ripresa portieri impegnati all'attenzione, ma le occasioni pericolose sono davvero poche. Con l'immagine di Giacomo Alpini ci spostiamo al minuto 7 quando da una punizione di Montanari il pallone viene scodellato al centro dell'area di rigore. All'ex Pietracuta, Verruc, Cattolica, Bruma non riesce alla deviazione vincente sotto misura. Ancora vittoria pericoloso, stanco dialoga con Perazzini, il numero 11 riesce a farsi spazio ma conclude malamente. Al 21esimo Bruma chiama la prima parata del match Berardi con una conclusione da posizione defilata. Il Bellari Giamarina si vede per la prima volta al 25esimo, direttamente dall'angolo nasce una mischia dinanzi alla porta difesa da Fabri, sventata dallo stesso portiere, non senza affanni. Dall'angolo risponde Vittoria, la deviazione di Filippi è una semplice chiamata per Berardi. Nella ripresa il Vittoria si affida sempre a Filippi. Il numero 3 apre le danze e calcia alto dopo un errato disimpegno della retroguardia ospite. Pressione locale affidata alla conclusione della distanza di Montanari, pallone lontano dal bersaglio. Il Bellari Giamarina si rende pericoloso con Loi, conclusione che Fabri accompagna con lo sguardo sul fondo. Il neoentrato catalano prova l'acuto con un tiro che Fabri blocca questa volta in due tempi. Altra occasione divorata da Bellari Giamarina con l'eroe della domenica prima Delia. L'altro neoentrato Vasini chiama invece Fabri alla respinta. Sul tapin si gonfia la rete ma Delia è colto in posizione di offside. Finale di marca locale, l'ex Pietracuta Lilai chiama la presa comoda a terra Berardi per poi impegnarlo con l'ultimo affondo del match con l'estremo ospite costretto a rifugiarsi in corner. 0-0 frutto di una brutta partita.